ridere. Il porto commerciale di Venezia rischia di scomparire per la mancata manutenzione della laguna che impedisce l'ingresso alle navi più grandi, 15.000 pronte a incrociare le braccia per 3 giorni. 'Ndrangheta in Veneto, dopo la denuncia del procuratore Cherchi sull'omertà degli imprenditori, emergono nuovi particolari inquietanti come le minacce ad un candidato sindaco a Mira. Nuovo sconcertante capitolo nella vicenda di Los Roques, l'uomo che rintraccia il relitto sul quale viaggiava la famiglia Durante è scomparso da mesi, l'appello dei familiari alla Presidente del Senato. Dopo la sentenza del TAR che ha concesso il prestito dell'opera di Leonardo da Venezia all'UDI Parigi, interviene l'assessore regionale alla cultura Corazzari, una scelta politica. Un referendum consultivo non necessita del quorum, poco più di un mese dal referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, i promotori annunciano ricorso al TAR. 150 tonnellate di plastica e reti da pesche non hanno additività a Pellestrina per salvare dall'inquinamento i fondali dell'Adriatico e le nostre spiagge. Emozionante incontro alla Scuola Grande della Misericordia con il coach di Venezia degli anni 70 e 80, Tonino Zorzi e Walter De Raffaele, artefici dell'impresa dei 2 scudetti in 3 anni. Buonasera, bentrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali Antenna 3 e avete sentito dai titoli in apertura la questione dello sciopero annunciato da ben 15.000 dipendenti al porto di Venezia, con il porto commerciale nel dettaglio di Venezia che rischia di scomparire per la mancata manutenzione ordinaria dei canali della laguna che impedisce così l'ingresso alle navi più grandi. Allora, tutti i particolari nel nostro primo servizio. Le date sono ancora da stabilire, ma una cosa è certa. 3 giorni di sciopero dei lavoratori del porto commerciale di Venezia e Chioggia non si erano mai visti, ma la situazione è tale da richiedere una presa di posizione forte, perché qui oramai è opinione diffusa che in ballo ci sia la stessa sopravvivenza, e per un motivo che ha dell'incredibile. Nonostante la disponibilità dei fondi, da tempo in laguna non si effettua la manutenzione dei canali. Il fango cresce e il fondale diminuisce. In 2 anni ci sono state 7 ordinanze della Capitaneria di Porto, l'ultima ha ridotto a 10,20 metri il fondale, limitando quindi ulteriormente il numero di navi che possono arrivare. È evidente che questo porto in queste condizioni non riesce a lavorare, le navi non riescono a entrare, non riescono ad arrivare in banchina, non si scarica la merce e i nostri portuali di questo soffrono, tutto il lavoro portuale soffre, anche quello non solo del lavoro dipendente ma anche delle imprese collaterali e dell'indotto del porto. Questa è una situazione gravissima che non possiamo più tollerare. In un labirinto di enti e competenze, il primo a denunciare che la misura era colma era stato proprio il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino. Una decina di giorni dopo, alla Commissione Ambiente della Camera, il deputato Nicola Pellicani aveva ricevuto rassicurazioni sull'inizio dei lavori dal sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut. Le nostre richieste è che le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, il Provveditorato, abbiano il coraggio di assumersi le loro responsabilità e finalmente dare corso al protocollo fanghi, in maniera tale che si faccia la manutenzione. Il porto di Venezia ha già perso una porta container di 8.500 TEU e probabilmente anche altre 7 navi oceaniche. La stima è di oltre 40.000 container in meno entro la fine dell'anno, che si aggiungono ad un quadro di riduzione di arrivi di oltre 100 navi dall'inizio dell'anno, un danno enorme. Noi parliamo dei contratti e delle contrattazioni che dovevamo fare, che a questo punto le compagnie si stanno fermando perché dicono fra gli scavi del canale, i container che non arrivano, le ordinanze che non vengono fatte, e questo crea un problema anche per noi che dobbiamo tutelare i lavoratori e fare dei contratti per queste persone. Mio padre mi ha insegnato che non entrando le navi non si mette il piatto di pasta asciutta sopra la tavola e quindi stiamo rischiando tutti quanti il posto di lavoro perché non si capisce bene il perché di questa cosa. 'Ndrangheta in Veneto, all'indomani dell'indagine Avvoltoio, questo è il nome dell'indagine condotta dalla Procura di Venezia che ha portato il procuratore capo di Venezia Cherchi a evidenziare quanto sia stato difficile avere a che fare con gli imprenditori che si sono dimostrati omertosi. Emergono altri particolari sulla vicenda. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale
con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. E la prima volta non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio, e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi aveva esordito così nell'illustrare i risultati dell'operazione Avvoltoio, la seconda parte dell'operazione eseguita a marzo per contrastare le infiltrazioni 'ndranghetiste in Veneto da Guardia di Finanza e Carabinieri, che aveva portato all'arresto di 33 persone. Questa volta la difficoltà maggiore è stata l'omertà degli imprenditori e, elemento nuovo, il coinvolgimento di un notaio padovano, di Saonara, Gianluigi Maculan. Nei suoi confronti il PM ipotizza un concorso nel reato di estorsione ai danni del costruttore edile Mario Borrella di Camponogara, tra l'altro candidato sindaco a Mira per la Lega nel 2012, che ha raccontato di essere stato costretto da Mangone con la minaccia a firmare la quietanza di pagamento di un negozio a San Bruson di Dolo che in realtà non gli è mai stato pagato. Firma avvenuta proprio nello studio del notaio, che, stando al racconto dell'imprenditore, di fronte alle sue rimostranze si sarebbe addirittura messo ad urlare, aggredendolo verbalmente e dimostrando un rapporto di amicizia e confidenza con Mangone. Il notaio si è detto sereno e si è messo a disposizione della procura per chiarire la sua posizione, precisando di aver agito in buona fede. Rapina a mano armata in sala slot a Pianiga, il malvivente si è poi dileguato a piedi. Vediamo. Il voto travisato lasciava già pochi dubbi sul fatto che quella persona entrata la notte scorsa nella sala slot di via Po a Pianiga fosse animata da intenzioni diverse rispetto a qualche semplice giocata alle slot machine. La pistola che il malvivente ha puntato verso la cassiera del locale ha dipanato definitivamente gli ultimi dubbi. Sono stati momenti di grande paura. La dipendente sotto minaccia non ha potuto far altro che consegnare al rapinatore i 150 euro che erano nella sua disponibilità. L'uomo è poi scappato a piedi. Sulle sue tracce si muovono ora i carabinieri di Dolo. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche da quanto girato dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nuovo sconcertante capitolo nella vicenda di Los Roques. L'uomo che aveva rintracciato il relitto sul quale viaggiava la famiglia Guarnieri Durante è scomparso da circa 6 mesi. E il nuovo forte appello parte dai familiari ed è diretto alla Presidente del Senato Casellati. Vediamo. Venezuela che è quello che è, ma gli italiani non sono milioni. Un recupero diventato un'odissea, un estenuante rimpallo tra autorità italiane e venezuelane. Le salme della famiglia Durante, di Paolo Brune e delle piccole Emma e Sofia non sono ancora state riconsegnate alla pietà dei loro familiari, tutto fermo da tanto, troppo tempo, ed è qui che il nonno materno, Romolo Guarnieri, fa nomi e cognomi come quello della Presidente del Senato. E anche la Casellati, un'altra che l'ho incontrata l'anno scorso, le ho mandato, sì, mi mandi tutto l'anno scorso alle feste, di Natale, non si è più fatta via. L'ennesimo appello arriva nelle ore in cui si discute della scomparsa di Ugo Marino, mentre dell'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano. Era il 4 gennaio 2008, il ritrovamento 5 anni dopo l'inabissamento. Ora Marino non si trova, di lui da almeno 6 mesi si sono perse letteralmente le tracce. Diciamo che per noi, con molto tempo, ha portato a termine l'impegno per l'individuazione dell'aereo. Poi si era interessato molto anche per il recupero, quel tempo là se non c'era, attraverso lui non si sarebbe potuto fare niente. Nonostante siano passati quasi 12 anni e tanta amarezza, nonno Romolo confida nel tempo. Il tempo è la cosa più onesta che c'è. È cattivo, però è onesto, sicuramente più onesto dei nostri governanti. Adesso a Sandona di Piave con una vicenda terribile, quella di una violenza ai danni di una giovane straniera eseguita da un sandonatese insieme ad un complice. È stato arrestato dai Carabinieri di Venezia il 51enne appunto di Sandona di Piave. L'uomo è stato portato in carcere per scontare una sentenza di 4 anni di reclusione inflittagli dalla Corte d'Appello di Venezia
per la violenza sessuale. È stato ritenuto responsabile, in concorso con un altro cittadino italiano, di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di origine straniera. L'inchiesta era stata aperta su denuncia presentata dalla vittima nel dicembre del 2008. La donna aveva accusato i due, conosciuti in un locale notturno, di averla abusata sessualmente dopo essere stata accompagnata a casa. Il 51enne è stato portato nella casa circondariale di Venezia. E adesso teniamo ad occuparci della questione dell'uomo vitruviano di Leonardo, all'indomani della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di Italia Nostra. L'assessore regionale alla cultura interviene sulla questione e dice è una scelta tutta politica del ministro. Le sentenze degli organi della giustizia amministrativa non possono essere non condivise, ma c'è poco da commentare. A me spiace molto che non sia stato tenuto in debito conto il fattore di fragilità di quest'opera e i danni che potrebbero conseguirne a seguito di questo prestito, che rischia di limitarne per molti anni la possibilità di esposizione in Veneto. Certo che come Veneto, il patrimonio culturale veneto così importante, che vede nell'opera di Leonardo, in occasione anche delle celebrazioni leonardesche, un punto di eccellenza, sono piuttosto perplesso su questa scelta. L'avevo già espresso la mia perplessità al precedente ministro Bonisoli, quando anche noi come eravamo compagine governativa, lo faccio altrettanto oggi. Secondo Corazzari, dunque, lo spostamento dell'uomo vitruviano al Louvre di Parigi è in primis una scelta politica che non guarda la delicatezza dell'opera e nemmeno i rischi che si corrono. È una scelta tutta politica da parte del ministro, che ha ritenuto che nell'ambito di una collaborazione tra musei e istituzioni culturali l'uomo vitruviano potesse trovare la propria esposizione al Louvre. Nel merito è sempre corretta la collaborazione, però ricordo che c'erano stati dei fattori di allarme sull'opera, la fragilità dell'opera e le conseguenze dannose a carico dell'opera che potevano essere determinate dallo spostamento, che avrebbero fatto presupporre una maggiore cautela. Per questo io come Veneto sono molto preoccupato. Il Veneto rischia di vedere privata la possibilità alle gallerie dell'Accademia di utilizzo e di esposizione dell'opera per molto tempo. Referendum per la separazione tra Mestre e Venezia, c'è un nuovo colpo di scena, vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. A poco più di un mese dal referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, i promotori annunciano ricorso. Il quorum indicato dalla Giunta regionale nel decreto di indizione del referendum è una forzatura, perché la legge non lo prevede per i referendum consultivi. Faremo ricorso al TAR perché il diritto e la democrazia prevalgano su questo abuso. L'annuncio arriva dall'avvocato Marco Sitran, tra i maggiori sostenitori referendari. Un referendum consultivo, scrive, non necessita del quorum. Il combinato disposto dall'articolo 27 dello Statuto della Regione Veneto e delle leggi regionali 1 del 73, 95 del 92 consente di affermare senza timore di smentita, si legge, che il raggiungimento del quorum ha come unico effetto quello di obbligare il Consiglio regionale a una delibera in merito entro 90 giorni della proclamazione dei risultati. Ciò vuol dire che se il quorum non si dovesse raggiungere e dovessero prevalere i sì alla divisione, anche solo a Venezia o in terraferma, il Consiglio regionale potrebbe comunque tenerne conto senza le tempestive indicate dalla legge e procedere in ogni caso con la propria legge alla creazione dei due comuni. La decisione è tutta politica, conclude l'avvocato, e il sospetto è che il quorum sia stato introdotto per inficiare la consultazione popolare, tendendo una mano al sindaco Brugnaro che spinge per l'astensione. E tra i contrari anche il presidente di Confindustria Venezia. Lo definisco con una frase spot. Se ci dovesse essere la separazione, chi da Mestre o nella città metropolitana andrà in giro a vendere i propri prodotti dirà: io vengo da Mestre, near Venice. Non mi sembra il massimo della vita. Un piccolo istante di pubblicità e poi ancora insieme con l'informazione da Venezia e provincia.
Eccoci rientrati in onda in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Torniamo ad occuparci di quanto accade in quel di Venezia Centro Storico con lo scontro sul futuro dei controlli di vicinato. Vediamo perché. Finalmente dopo 1 anno e mezzo abbiamo discusso le ultime 2 interrogazioni sul controllo di vicinato e ce ne sono altre 3 in attesa che non vengono discusse, giusto per esaminare le problematiche che sono nate ultimamente presso il Comune di Venezia, che sono anche ritengo abbastanza gravi. Seduta congiunta dai toni accesi di ben 4 commissioni a Caffarsetti sul controllo di vicinato. Anche chi non ne fa parte se ne sarà accorto. I cartelli che segnalano questo genere di servizio spontaneo dei residenti stanno cambiando. I tradizionali cartelli gialli vengono sostituiti da nuovi cartelli con nuovi colori e nuovi simboli. Tra chi chiede chiarezza su questa scelta, i consiglieri del gruppo misto Serena e Scarpa. Il Comune ha voluto creare, evidentemente, un'associazione dove i cittadini devono risponderne al Comune. Difatti io ho sollevato il problema che poiché l'attività fuori è di 24 ore, cioè questi cittadini eventualmente come si vanno a interfacciare con gli uffici comunali che non sono aperti H24? Per comprendere il perché di una decisione che definisce unica sul territorio nazionale, anche il presidente nazionale dell'Associazione Controllo di Vicinato, un'associazione presente in 450 comuni italiani. Ci sono tante associazioni al giorno d'oggi, noi siamo stati i primi, però ce ne sono tante altre che si sono aggiunte, ben vengano, noi siamo felici. Questa è una filosofia di vita, ripeto. Però di punto in bianco i cittadini di Venezia che seguivano l'associazione controllo del vicinato si sono visti privare del loro cartello di riconoscimento così, di punto in bianco, senza una motivazione particolare. Una motivazione particolare che secondo Ottavio Serena non è arrivata dalle risposte dell'assessore Paolo Romor. Siamo insoddisfatti come consiglieri del gruppo misto, io e Scarpa, siamo insoddisfatti perché non ha assolutamente risposto a tutte le domande che gli abbiamo chiesto. E noi invece l'abbiamo sentito l'assessore di reparto Paolo Romor, sentiamo cosa ci ha detto. Perché l'associazione non è un soggetto, basta leggersi il protocollo firmato in prefettura, tra quelli previsti che entrano in gioco col controllo di vicinato. I soggetti sono i cittadini, il Comune di Venezia, altri 18 comuni, la prefettura, le forze dell'ordine. Non ci sono le associazioni non sono un soggetto del controllo di vicinato, sono i singoli cittadini, quindi non può in alcun modo essere stato ridotto o pretermesso o qualsiasi altra cosa il ruolo di un'associazione. Sono cambiati anche i cartelli? Sì, sono cambiati i cartelli perché inizialmente il Comune ha fatto una scelta in una fase embrionale di questa iniziativa, quando si è partiti, di andare su un cartello che ci fosse già, che fosse disponibile, che fosse già conosciuto. Poi in questi 2 anni sono cambiate tante cose, sono cambiati i numeri, è cambiata la diffusione, è cambiato il fatto che al Comune di Venezia si rivolgono altri comuni per avere informazioni e per poter fare allo stesso modo la stessa organizzazione e soprattutto si è resa evidente l'opportunità di avere un logo che caratterizzi il controllo di vicinato del Comune di Venezia in maniera indipendente da qualsiasi altro logo di qualsiasi altra associazione. I pescatori di Pellestrina fondamentali nel trovare una soluzione per smaltire i rifiuti trovati nei fondali dell'Adriatico e anche sulle nostre spiagge. 150 tonnellate di plastica e reti da pesca, salvati dal mare dall'inquinamento dei fondali dell'Adriatico e delle nostre spiagge. E anche questo il bilancio, visto dall'altra faccia della medaglia, di 1 anno di attività di pesca a Pellestrina. La Giunta Comunale di Venezia ha trovato una soluzione per lo smaltimento, con tutti i crismi del caso, di questa notevole quantità di rifiuti. Tutto è partito da una richiesta delle stesse cooperative di pescatori di Pellestrina. Il delegato del sindaco alle isole e alla pesca Alessandro Scarpa Marta spiega come è stata affrontata e risolta la spinosa questione. Grazie a una delibera di giunta voluta dal sindaco e dall'assessore De Martini siamo riusciti in 1 anno a raccogliere 150 tonnellate di reti da pesca, grazie alla collaborazione con Veritas e soprattutto ai pescatori. Importante l'impegno di Veritas, l'azienda municipalizzata del comune che si occupa della raccolta rifiuti. Stiamo parlando di reti in plastica, precisamente quelle che contengono le cozze, quindi il materiale plastico, che vengono raccolti su dei cassonetti personalizzati
ogni cooperativa, ogni pescatore ha la sua chiavetta e vengono poi trasportati con di ferryboat nella sede di Veritas. Notevoli i vantaggi per l'ambiente a nostro beneficio e anche delle future generazioni. Tutto questo al fine di garantire un bene per l'ambiente, per la nostra salute e soprattutto per le nuove generazioni. E adesso il basket con l'emozionante incontro tra due coach, quello di ieri e di oggi alla Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Vediamo. E darti una mano, specie quando andavamo lui e Emiliano a giocare in Emilia e dintorni, virgolette. Non importa se vinciamo o se perdiamo, chiuse le virgolette, diceva. Quello che gli interessava era il portamento e il rispetto verso tutti e guardava me e poi sorrideva. Grande Diga, ti avrò sempre come ora nel cuore. Queste parole sono risuonate forti e più che mai attuali, anche per lo spirito Reyer di oggi, nel ricordo del grande Giancarlo Ligabue, indimenticabile presidente del club Oro Granata. L'occasione, il centenario della Ligabue SPA, celebrato in una mostra che rimarrà aperta fino al 3 novembre. Un tuffo al cuore dei presenti, rivedere la Misericordia, coach Paron Zorzi, visto che proprio lui è stato l'ultimo a calcare la palestra della Misericordia, aperta fino al 1977. Ecco la lezione del coach. Venezia con la Raia, con la Misericordia e col suo pubblico l'ha sempre dimostrato, è importante che assieme si vinca e si vince. Uno di qua e uno di là non si vince mai. Verrà presentato un film su quella grande avventura il prossimo 30 ottobre. Anche coach della Fere, indomabile condottiero di 2 scudetti negli ultimi 3 anni, ha ribadito lo spirito Reyer, attento ai risultati ma anche al sociale. Poi la parola è passata all'italo-argentino Ariel Filloi, applauditissimo. Vengo da una famiglia italiana, quindi penso siamo molto simili. È tutto per questa edizione veneziana dei telegiornali d'Antenna 3, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno annuvolamenti e anche qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio di venerdì 18 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto al mattino, tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle vallate alpine. Dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso altrove. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo anche qui sarà spesso coperto con occasionali fenomeni sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure entro sera. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. E sarà più soleggiato sul Trentino Alto Adige, dove il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.